Guerra al piano casa. La rivolta dei sindaci veneti è una scintilla che scocca a centrosinistra, ma poi il vento della rabbia soffia sull'incendio che divampa in tutto il Veneto. Quella dei comuni è un'alleanza solida. I ribelli si incontrano nell'antica sala della giunta di Palazzo Moroni a Padova. I primi cittadini sparano contro la legge regionale in discussione la prossima settimana. La novità principale è un'applicazione omogenea del nuovo piano casa su tutto il Veneto per semplificare la vita dei cittadini e delle imprese, con i comuni che perdono il potere di interdizione, ma i sindaci non ci stanno. Questa è una visione centralistica e burocratica, non solo dell'urbanistica ma in generale dell'amministrazione, è una visione che abbiamo sempre ritenuto molto perniciosa. Questo piano casa espropria completamente i comuni da qualsiasi governo del territorio. Abbiamo lavorato decine di anni per tutelare i nostri territori, per salvare il nostro paesaggio. Tutto il lavoro che abbiamo fatto viene messo in discussione da questa impostazione del piano casa. La competenza di programmazione e controllo dei comuni sull'urbanistica verrebbe totalmente azzerata dal nuovo piano casa, un'autonomia riconosciuta anche dalla Costituzione a cui i sindaci s'appellano proprio perché le situazioni locali possono essere molto diverse. La diversità, gli elementi architettonici che costituiscono parte integrante e definiscono la nostra identità, sono il frutto di armonie che ogni singola amministrazione, dico nel corso dei secoli, è riuscita a produrre. Attorno al nuovo piano casa regionale c'è molto fermento. Si prevedono demolizioni e ricostruzioni con bonus fino all'80% e interventi anche nei centri storici. Oltre 62.000 le domande di ampliamento già presentate. I sindaci, che devono sì riqualificare le periferie, vogliono però salvaguardare i centri storici che sono l'elemento identitario più importante di ogni paese e di ogni città veneta. Quello che ci preoccupa è l'aumento indiscriminato di volumetria. Il risultato può portare al fatto che si venda ghiaccio al Polo Nord, cioè che non sia una risposta effettivamente al momento di crisi. Noi rischiamo di costruire delle ininterrotte periferie e degradare le periferie attuali. Così si conclude il primo atto di questa guerra che si annuncia ancora lunga. Per ora i sindaci si limitano a lanciare un appello alla Regione Veneto. Questo piano casa non sa da fare. Vediamo di dare regole che consentano di fare di più, di muovere l'economia della nostra regione e del nostro territorio senza fare brutture. Si può fare questo? Io penso di sì. Noi abbiamo mandato questo appello, starà alla Regione dimostrare di saperlo cogliere.